Bene, 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 qualche novità ce l'abbiamo qui dal Hotel Laurin, dove stavo dicendo allo chef che è appena arrivato. Io sono un po' anche la memoria storica, se mi posso permettere, e quindi diciamo che insomma i miei passaggi al Laurin, a parte una volta in cui pranzai di ritorno dall'Austria qui, tornavo dalla zona Niederkofler, questo chef famoso, la sua zona è quella ampia attorno a Brennero, arrivando, poi andando Scendendo. anche andando verso l'Austria, questa bella strada che sembra pianeggiante, in realtà siamo una discreta altezza. Sì, Comunque Brunico, ecco, tutto quello che esatto. gira attorno a Brunico è questa chiaramente cucina di montagna che un tempo era racchiusa nel 3 stelle Michelin dell'Alto Adige, che è andato in vacanza, diciamo così, e quindi niente, c'era questa rientravamo passando a Bolzano, ci aspettavano sul lago d'Orta, non nel solito Villa Crespi, ma da un allievo della locanda d'Orta, un minuscolo Che è qua appunto vicino. albergo ristorante, Sì, sì. esatto, assolutamente delizioso, quindi un bel ricordo, perché poi devo dire lo chef di allora, che saluto, che poi ne sono arrivati altri e lui è l'ultimo, ma ne arriveranno altri, perché qui non so se lo sai, sono passati tutti i più celebri chef, penso anche Niederkofer che abbiamo appena citato, quindi Credo di sì. ecco, quindi non ha mai preso la stella Michelin, però tutti stellati, pluristellati, comunque qua in Alto Adige sono passati a Lauren, che è un albergo ancora di 4 stelle, posso dire forse il più bel 4 stelle del mondo, questo non dire nulla, perché È un bel posto, sì. altrimenti gli altri sono tutti 5, ecco, e quindi bene, bene, mi ricordo di un menù al tartufo, tutto tartufo con le varie portate, non so se è una prerogativa dell'albergo, perché lui, che si chiama Tornatore di cognome, ma di nome Dario. Dario Tornatore come regista, eccetera, eccetera, chiaramente è arrivato in una casa dove sono più ristoranti, il Esatto. bar, Esatto. tutto devo dire, Esatto. anche lui è celebre, e devo dire che anche in stanza si scopre sempre qualcosa appunto di nuovo, perché poi il proprietario è un amante dell'arte contemporanea, nonostante abbia un albergo storico, chiaramente fa convivere un po' tutte e due le cose, pur Esatto. mantenendo, e quindi niente, ecco, ricordo di questo menù a base di tartughe, effettivamente d'estate, insomma, una bella chicca. Esatto, esatto. No, cerchiamo insomma Eh, di mantenere la stagionalità, e quando eh, Madre Natura ci offre insomma certo. dei prodotti d'eccellenza Eh, tendiamo ad esaltarli con i nostri menù. Allora, Dario Tornatore, dico bene, Esatto. qui è appena arrivato, noi aspettavamo di 3-4 mesi. sapere cos'è successo a questo ristorante gastronomico, che effettivamente contamina, è stato come dire, un evento, spero che poi prosegua, Certo. perché effettivamente si tratta di un ristorante, tra l'altro sempre qui nel parco Sì. dove siamo d'estate, che è utile per le cerimonie, e quindi ha un tavolo che si solleva, che Esatto. può essere in alcune serate ristorante gourmet, Esatto. e poi invece poi arriva questo lungo tavolo invece per Formatissimo. cerimonie. Esatto, Formatissimo. esatto, anche perché insomma è capitato di dover capire, studiare Certo. poi, e in effetti il Park Hotel Laurin offre chiaramente delle cose, chiaramente altri comuni mortali non si possono appunto permettere, quindi contamina al momento, visto che più, diciamo, secondo me più per l'autunno, ecco, quindi Sì. che per l'estate, quindi attualmente è in stand by, e c'è comunque lo chef del Laurin, perché poi insomma il ristorante Laurin, quello dove più o meno viene servita anche la colazione, perché poi d'estate vi trasferite qui, Esatto. esatto, il Laurin è sempre chiaramente posizionato nelle guide con indirizzo, con Gomio, insomma i cappelli, eccetera, eccetera. Contamina ha avuto delle buone recensioni con lo chef precedente, quindi diciamo che ha rotto un po' il ghiaccio, l'incantesimo di questo solo ristorante Laurin aperto pranzo e cena, Esatto. effettivamente con una buona cucina. Non hanno mai preso la stella, ma sono passati tutti. Io penso che arriverà prima o poi questo, no? Questo Speriamo. riconoscimento la cosiddetta quinta stella, no? Cioè 4 più 1.
Ecco, quindi mi auguro. Tu cosa ne pensi a proposito, visto che arrivi qui da... Io ho passato gli ultimi anni in Medio Oriente, Ah, sono stato gli ultimi 4 anni in Medio Oriente, è da un anno che mi sono imbattuto qui Medio nell'Alto Adige. Oriente, mi viene in mente MENA, Mid Sì, East, North Africa. sì, sono stato l'executive chef della famiglia reale del Bahrain Ah, e gestivo diversi ristoranti e hotel tra Arabia Saudita, Bahrain e Dubai. ah, E dopo 4 anni intensi, di caldo mm. intenso e di lavoro intenso, ho scelto insomma il fresco delle Dolomiti. Anche se devo Se poi dire, fresco fresco non c'è. oggi effettivamente, visto che arrivo dall'Arena di Verona dove Rigoletto con uno special guest particolare, Luca Sassi e Juan Diego Flores come unica data, purtroppo ha dovuto interrompere poco prima del finale, non so neanche se sono riusciti a riprendere con l'orchestra perché anche una sola goccia può rovinare tutto questi strumenti, quindi diciamo che ne parlano i giornali nel momento che stiamo facendo un'intervista, come dire, il grande caldo e poi la grandine, ecco, quindi Sì, sì. siamo, diciamo, quindi ti posso assicurare, nei giorni scorsi stavo a Matera sulla costiera amalfitana, come dire, il caldo di cui tu dicevi degli Emirati È Arabi, arrivato anche qui. esatto, ecco, quindi ce l'abbiamo avuto anche noi, anche perché poi dando una notizia così in diretta che rimarrà nella storia anche più di un secolo, la volta precedente è stato nel 1905. Allora, quindi dici un po' della... no, intanto come sei arrivato qua, se hai avuto queste esperienze o sei voluto tornare in Italia, cosa è successo? Sono tornato in Italia per diverse consulenze che ho Ah, fatto in regione, poi abbiamo deciso insomma qui regione, provincia di Alto Adige, Sì, in Sud Alto Tirolo. Adige, anche una in Trentino, ho fatto una piccola apertura di un hotel, quindi Ah, insomma abbiamo poi deciso di rimanere perché ah, insomma bene. l'ambiente mi piaceva e ho deciso di rimanere. Ho fatto, insomma, ho trovato poi l'incontro con il dottor Staffler, il proprietario dell'hotel, c'è stata subito sintonia Ah, e abbiamo deciso insieme di partire per questo grande progetto che, come ha già detto, prevede sia il ristorante Lauren, alle nostre spalle c'è il bistrò, che tutto è spostato in questo momento all'esterno, ma d'inverno è attivo mm. all'interno. Il E bistrò poi sarebbe riferito al bar, no? sì, il Nella bar parte dove del c'è anche bar? una parte insomma gastronomica, Certo, un'offerta certo, gastronomica. il gastrobar insomma Esatto, del Lauren, ecco. Quindi lui avvengono anche concerti, insomma c'è proprio esatto, tutti i l'atmosfera venerdì di ci sono bar, concerti, sì. immagino che non manchino i sigari come gli spirits, ecco, Esatto, quindi è informatissimo. eh, eh, Poi c'è tutta la sezione degli eventi che insomma eh, fortunatamente è molto attiva e poi c'è il progetto Contanima che contiamo di far partire in autunno. ecco, bene, bene. Quindi Ecco, quindi tu cosa, guardando avanti, cosa avresti pensato? Ti è già capitato di occuparti appunto di questa tipologia di ristorante dove si fa l'esperienza piuttosto che andare semplicemente a mangiare, detto esatto, sì, molto sì. così Diciamo terra a terra? io vengo da una scuola Mm. estera, ho lavorato tanti anni in Inghilterra, in Francia Mm? e in tutti i ristoranti insomma Ad esempio, stellati. chi possiamo citare? Possiamo citare insomma la gavetta, quella da quando ero giovane l'ho fatta nei ristoranti di Gordon Ramsay a Londra. Ah, niente un Quindi, po' di meno. quindi diciamo è quella la scuola, la formazione. Mm. Senza poi insomma nulla a togliere dalla mia provenienza campana che mi ha dato poi le basi, che mi ha cresciuto, Certo, certo, quindi certo, certo, famiglia certo, campana, napoletana, insomma, quindi c'è una bella cultura Mm. Mm. gastronomica alle spalle. Quindi, Adesso siamo qui a Laurin e cerchiamo un po' di bene, contaminare tutto, insomma, tra i prodotti meravigliosi che ci sono qui in regione a tutto quello bene, che ho imparato nel passato. bene, bene. O io inseguo Gordon Ramsay o Gordon Ramsay insegue me, visto che ero recentemente al Castello del Monastero dove lui Sì, aprì sì. con Marcegaglia, aprì ancora qualche chef della brigata ancora in circolazione, appunto in altri posti dove poi hanno preso chiaramente la stella Michelin. Quindi bene, bene, bene. Allora c'è un piatto, qualcosa che nella tua, no? La tua attività di cuoco negli anni un po' ti porti dietro? Cioè, ce ne sono diversi, ce ne Mm. sono diversi. Mm. Negli ultimi anni, soprattutto in Medio Oriente, ho cercato un pochettino di concentrarmi sulla brace, sul fuoco,
il fumo e quindi questo ho trovato qui poi il dottor Staffler è un vero appassionato di brace e fuoco. Beh, sì. Quindi In abbiamo effetti- portato in sia effetti- qui all'Aurin che lì al bistrò Sì. e sicuramente porteremo anche in Contanima il fuoco. Effettivamente c'è questa, insomma, questa tendenza. E, attenzione perché adesso sta passando, c'è un aeroporto mi sembra, Sì, questo a è Bolzano, ecco, un aeroporto Roma-Bolzano per un volo comunque molto utile. C'è, ecco, deve essere passato. No, so che negli Emirati Arabi, non so dove eri esattamente tu, In Bahrain. in Bahrain, ecco, so che stanno organizzando praticamente una stazione sistica. Ecco, ho saputo che C'è qualche cosa, ci a me stanno ormai non lavorando. stupisce più nulla, non Ecco, stupisce più nulla, in Medio Oriente tutto è possibile. Ecco, quindi stanno, ecco, facendo. A Dubai già c'è, in un centro commerciale c'è una pista da sci. Certo, anche perché poi anche qui d'inverno chiaramente si usano i cannoni per chiaramente mantenere il più possibile appunto la neve, perché chiaramente è una trazione che muove un po' tutto. No, dici un piatto, dai, dici una cosa che piace magari negli Emirati Arabi, perché la cucina italiana in effetti anche in India ad esempio è la cucina, a parte la loro chiaramente, è la cucina più C'è molta gettonata influenza, proprio sì. dagli indiani, ecco, quindi non montiamoci la testa, però effettivamente anche la nostra cucina comunque in giro per il Piace. mondo, come la francese, come la spagnola. Assolutamente Ecco. sì. Quindi cos'è che Diciamo fa impazzire? Nei ristoranti che ho avuto l'onore di gestire in Medio Oriente, uno dei piatti più era proprio questo barbecue platter. Ne ho estrapolato una piccola parte e l'ho portata qui all'Aurin ed è un processo che dura quasi 24 ore di una short ribs, quindi la parte della costata di un manzo locale che lasciamo 12 ore in marinatura, 12 ore in cottura e la finiamo al barbecue e sta riscuotendo un ottimo successo. Infatti da quando sono arrivato ad aprile ad oggi io sono una persona molto versatile, quindi il menù è cambiato in 3 mesi almeno 6 volte e questo piatto l'ho lasciato perché comunque piace molto. Ma possiamo dire che è tipico italiano? Mi chiedevo, ecco, quindi è un metodo di cottura che si avvicina più a quelli che sono i canoni americani del barbecue. Il nostro barbecue è un po' carne alla griglia, questa invece è una cottura bassa e lenta al fumo, che rende comunque la carne morbida che si scioglie in bocca. Quindi è un po' più verso lo stile americano del barbecue. E sul fronte del pesce? Anche lì abbiamo un piatto in carta che, come la short ribs, non siamo riusciti a togliere mai perché piace molto ai clienti. È un classico spaghetto ai frutti di mare che però invece di aprirlo nel modo consono, insomma solito, lo apriamo al barbecue. Quindi tutti i frutti di mare prendono questa nota di affumicato perché vengono aperti alla brace e è molto particolare. Magari se aveva possibilità oggi lo assaggiamo così. Anche poi a pranzo viene servito e sì, almeno è assolutamente. sempre quello. È sempre quello, pranzo e cena. Che abbiamo fortunatamente una clientela molto esigente anche a pranzo. Quindi Siamo nel centro di Bolzano, abbiamo anche tra l'altro proprio un parcheggio che è di proprietà appunto dell'hotel, quindi chiaramente per i clienti ma anche per gli esterni. E devo dire una buona possibilità, che non è poco, ecco, perché recentemente devo dire parcheggi non è una cosa, un nodo dolente. mi è capitato di venire in un ristorante, avevo un invitato storico che aveva cambiato di gestione e dover parcheggiare, i prezzi non sono neanche bassi dei parcheggi, si parla quasi di 3 euro all'ora, e quindi ecco, ho trovato un po' antipatico, insomma, anche da cliente, il fatto che comunque tu scegli un ristorante e non c'è il parcheggio o non ci sono dei pacchetti delle agevolazioni che sono utili chiaramente. Poi magari in certi posti c'è la pausa, diciamo proprio del pranzo, quindi tu puoi parcheggiare dalle 12 alle 15, alle 12 alle 14, sono chiaramente le opportunità utili, perché poi quei ristoranti solamente per quelli che già sono sul posto potrebbero avere dei problemi, e quindi il Laurin in questo senso è chiaramente l'ideale, anche perché io
lo dico, lo so che la cosa si mantiene, chi comunque pranza e cena al ristorante comunque ha diritto di Assolutamente 2 sì. ore, insomma, Sì, sì, un di paio qualche d'ore, ora, quindi insomma ottimo servizio. Al di là, dice ma il piatto, in realtà ci deve essere anche tanti fattori che un contesto, sì, che poi Quindi, fanno quindi invece l'esperienza. sul vegetale. Noi abbiamo anche un menù degustazione completamente vegetariano a cui tengo particolarmente. Quindi come diciamo Laurin, versione sì, sì. estiva, non Sì, nel sì. gastronomico, comunque ci sono questi menù oltre la scelta della carta. Assolutamente, Ecco. abbiamo 3 menù degustazione, uno è proprio prettamente vegetariano, l'altro è quello insomma i nostri classici, i nostri un po' insomma per farci conoscere a fondo, e l'altro invece che è stato introdotto proprio quest'anno è un menù altoatesino classico, di cucina tradizionale altoatesina. Abbiamo notato che molti clienti esterni ma anche insomma turisti che venivano qui in Alto Adige avevano desiderio di provare i classici della regione, quindi li abbiamo leggermente reinterpretati per renderli insomma adatti al nostro ristorante. Quindi canederli? Anche cambiamo il menù della tradizione ogni settimana, quindi sì, abbiamo canederli. Oggi per esempio troverà in carta i Schlutzkraffen alla barbabietola. Ecco, che io non l'ho detto perché non riesco a pronunciare, però anche io ho imparato, ci è voluto qualche mese, ma ho esatto, imparato. quello, e poi c'è chiaramente il mitico strudel che una volta era di benvenuto alla reception, ancora non è ritornato, perché poi tornano, capito? Sì, diciamo d'estate. Dopo, capito? Che sono dei periodi in cui magari una specialità appunto viene tolta così per cambiare, ma poi magari a fur di poco torna. Sì, quindi bene, quindi con poi c'è il sommelier, chiaramente come sempre, perché c'era un sommelier giapponese che però dopo l'esperienza in Italia penso abbia aperto un ristorante, tu non l'hai conosciuto, abbia aperto un ristorante dalle sue parti, è bravissimo, ma sicuramente immagino bene, quindi altre cose? Beh, insomma, il posto qui io ti piace? Personalmente sì, sono rimasto affascinato la prima volta, e ogni giorno è sempre fare una passeggiata nel parco aiuta proprio. E anche pizza? Pizza no. Pizza Facciamo la focaccia per il bistrò e abbiamo diverse anche offerte di pinza romana e focaccia, però è l'offerta di là del bistrò, sì. Certo, vabbè, fa sempre parte chiaramente. Quindi bene, la cucina poi è unica, ecco, nel senso che c'è uno chef che supervisiona appunto tutto, e quindi no, mi chiedevo, perché so che fra le varie cose, a parte contamina, so che c'è anche la previsione di una spa e forse anche di una piscina, non so se... Piscina già c'è. Ecco, c'è, ecco, quindi sì, la spa dovrebbe nascere proprio qua. Esatto, e quello lo vedremo alla prossima occasione. Bene, quindi vi salutiamo da Laurin, questo è il nuovo chef Dario Tornatore. Grazie.